Seconda tappa de Campacqui tra Fiomobo e Castello e di Maredroa un giovane installato nua Ghisonaccia, appassionato di cultura, di storia, impegnato di nono a guida associativa di uso Rudione e redroemo subito a San Piero Mare. RCFM e Campacqui. Allora, qui siamo in Calzarello, a Bocca do Viumorbo. È un luogo assai interessante e assai importante per il territorio, perché o Viumorbo c'è da sapere che è a confine tra Appiea di Castello e o Viumorbo, qua Appiea di Gursa. È stato un luogo importante a livello portuale, dopo l'antichità è adobrato per i scambi a livello di un Mediterraneo e dopo è stato anche adobrato durante gli anni idranti e durante lì con l'attività da Vortef. Un luogo assai simbolico per la gente di Rudione perché era anche una boîte de nuit, durante i parecchi anni c'è avuto parecchi festivali a certi momenti assai popolari. Un nome di Fiumorbo non sarebbe mica veramente di due la vena, si dice Fiumorbo fleuve aveugle, ma allora perché ci sono due o tre possibilità. A prima si dice che a bocca spesso è chiusa, dunque è cieco di Fiumorbo. D'altri dicono che è perché Fiumorbo è coperto di vegetazione e dopo c'è un'altra teoria che dice che Urbu è una deformazione di un latino urbs, infine questo seria legato a città antica d'Aleria. Cioè sapete che una città antica è composta da ciò che si chiama una cora, di appena di giradio spazio di vita di città, e infine un fiumorbo, quando noi uvranchiamo, passiamo verso l'urbano, dunque verso la città, e dunque ciò che è interessante a sapere è di vedere che il fiumorbo è sempre stato infine una confina tra un luogo e l'altro, o un giorno e l'altro, oggi tra il castello e il Fiumorbo. Sono di Ghisonaccia e sono appassionato di storia, di cultura nostra, dunque ho fatto i miei corsi all'Università di Corsica, i miei studi all'Università di Corsica e ho fatto soprattutto studi di storia e appena di studi corsi per allargare appena le mie conoscenze. Sono sempre stato impegnato in associ da poi quasi una decina d'anni, è qualcosa che è assai importante per me. Allora oggi sono soprattutto impegnati in associ all'Area 75 Memoria di Fiumorbo perché è assai importante, penso, di provare a far conoscere la nostra storia e a sviluppare tutto ciò che tocca la trasmissione, soprattutto per la popolazione locale. Allora a livello culturale, a livello di valorizzazione della storia, è assai importante di provare a trasmettere alle generazioni future e ciò che è veramente interessante anche è di creare avvenimenti di trasmissione, di valorizzazione, ma a un livello veramente isolato, a un livello di paesi. Questo è veramente importante perché ci permette appena di far campare i luoghi e di mostrare che è possibile di creare avvenimenti culturali interessanti, completi in paese per la gente che campano qui tutto l'anno. E domani, per la nostra terza tappa de Campacqui tra Fiumorbo e Castello, andremo a scontrare un giovane agricoltore installato nua Ghisonaccia Gara e troveremo un'altra ospitazione Flavio Filidori. A domani. RCFM e Campacqui.